Leggiamo la parola del Signore, ancora in questa mattina, in Marco capitolo 9, dal verso 14 fino al verso 29. Alleluia. Marco capitolo 9, dal verso 14 fino al verso 29. Chi può, si può alzare in piedi, vogliamo onorare la parola del Signore. La sorella Piera è esonerata, può stare seduta. Gloria a Dio. Amen. Vogliamo stare attenti alla lettura. Amen. Dio sia lodato. Giunti presso i discepoli, videro intorno a loro una gran folla e degli scribi che discutevano con loro. Subito tutta la gente, come vide Gesù, fu sorpresa e accorse a salutarlo. Egli domandò: di che cosa discutete con loro? Uno della folla gli rispose: Maestro, ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto. E quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra. Egli schiuma, stride i denti e rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto. Gesù disse loro: O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Glielo condussero e come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni e caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù domandò al padre: da quanto tempo gli avviene questo? Egli disse: dalla sua infanzia. E spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù: dici se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Amen. Subito il padre del bambino esclamò: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo dicendogli: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientrarvi più. Lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì e il bambino rimase come morto. E quasi tutti dicevano: è morto. Ma Gesù lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Quando Gesù fu rientrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: perché non abbiamo potuto scacciarlo noi? Egli disse loro: questa specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Nei versi precedenti, dal versetto 2 fino al 13, si parla della trasfigurazione di Gesù. Gesù fu trasfigurato, si vide la sua gloria e alcuni dei suoi discepoli, Giacomo, Pietro e Giovanni, furono testimoni della sua manifestazione, della sua gloria, una gloria esterna. In questo passo invece che abbiamo visto, Gesù manifesta la sua gloria nella vita dell'uomo. Gesù si era allontanato, aveva lasciato i suoi discepoli a predicare, ad operare miracoli, aveva dato loro autorità di compiere ogni miracolo. E i discepoli erano andati. Gesù torna, vede questa folla che parla tra di loro, tutti parlavano e c'erano anche i suoi discepoli.
E subito Gesù domanda a questa folla: ma che cosa discutete? Di che cosa parlate? A volte parlare serve a poco. Discutere di cose che non si riescono a capire serve a poco. Ma quello che bisogna fare è pregare il Signore. Alleluia. E Gesù lo fa capire molto bene alla fine. Spesso vogliamo noi trovare risposte. Ah, no, è successo questo perché è piena di difetti la sorella, perché è pieno di difetti il fratello, perché il pastore non è buono, per questo. Vogliamo pregare il Signore. Amen. L'unico che può operare è il Signore. Alleluia. E opera per mezzo nostro, se noi ci affidiamo alla preghiera. Amen. E mentre Gesù domanda di che cosa parlate tra di voi, uno della folla si fa avanti e parla con Gesù. Era un papà, un padre, che aveva un figlio che era posseduto dal demonio. E quando Gesù gli dice: ma da quando? Da quanto tempo? Lui risponde: dalla sua infanzia. Il nemico è sempre all'opera. Signore, abbi pietà. Il diavolo non si stanca di ideare del male a ciascuno di noi. Non si stanca di attaccare le famiglie e la Chiesa. Ogni credente, ogni figlio di Dio è potenzialmente attaccato dal nemico. E noi sottovalutiamo una cosa, l'infanzia. Il nemico vuole attaccare anche i nostri bambini, i nostri fanciulli. Dall'infanzia possono essere toccati dal nemico. Com'era il caso di questo ragazzo, ormai presumo adolescente, giovane, non so l'età, ma sicuramente da tanto tempo era sotto la schiavitù di Satana. Aveva uno spirito che lo rendeva muto. E quando agisce, dice il papà, in lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra, schiuma, stride i denti, rimane rigido. Sono manifestazioni che io ho visto. Succede così. Quando si prega per i posseduti, poi si vomitano, schiumano, vedi uscire fuori schiuma. Perché c'è un contrasto tra l'autorità suprema di Dio e l'autorità potente, ma non onnipotente, del nemico. Noi siamo sempre in guerra, siamo in battaglie continue. E di questo dobbiamo rendercene conto. Alleluia. Se ci rendiamo conto di questo, allora saremo più assidui ai locali di culto, più frequentare di più i culti, la preghiera, più attaccati alla preghiera, alla parola, alla lettura, alla meditazione, perché queste sono le uniche armi che abbiamo per contrastare l'azione del nemico. Alleluia. E la frequenza al culto, la frequenza a stare insieme ai fratelli, ai fedeli, ci incoraggia. Alleluia. È vero? Amen. Ci incoraggia. E riceviamo nuove forze. Gloria al Signore. Maestro, io ho condotto da te mio figlio. Tu non c'eri, ho trovato i tuoi discepoli. Ma loro non hanno potuto fare nulla per mio figlio. Oh generazione incredula, risponde Gesù.
Fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Fino a quando ci sopporterà il Signore? Ancora mi sta sopportando il Signore? Parlo per me. Ciascuno parli per se stesso. Ci sopporta il Signore. Quante volte siamo così? Così increduli pur essendo credenti. Viviamo una vita spirituale piena di contrasti. Togli da noi ogni contrasto, Signore, e metti la verità del tuo essere in noi. Amen. Alleluia. E Gesù dice: portatelo qui da me. E gli condusse il ragazzo lì, da Gesù. Portiamo i nostri figli da Gesù. Poi non ci lamentiamo un giorno. Portiamoli da Gesù. Che il Signore faccia l'opera sua. Il Signore fa sempre l'opera sua. Alleluia. Glielo condussero e come vide Gesù, subito c'è la reazione dello spirito immondo. Le convulsioni, cade a terra, si rotolava, schiumava. Ecco la domanda che Gesù pone al papà: ma da quanto gli avviene questo? Com'è possibile? Tutto questo tempo. Non lasciamo passare tanto tempo. Fratelli, agiamo subito, è tempo di agire. Agire con la preghiera, per la preghiera. Pregare il Signore è importante, è fondamentale. Amen. Agiamo subito. Il padre disse dalla sua infanzia. Spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco, nell'acqua, per farlo perire. Questo fa il nemico. Non fa star bene le persone, le fa star male. Ne ho conosciuto tanti che erano posseduti e poi sono stati liberati, grazie a Dio. E erano in cerca proprio di qualcosa che li soddisfaceva. Per gioco, pensate ragazzi, per gioco, anche figli di credenti, per gioco, sappiate questo, il nemico non gioca. Per gioco. Mettiamoci in cerchio, diamoci la mano, cerchiamo gli spiriti, per gioco, figli di credenti. Il diavolo poi non ti lascia più andare. Da quella volta per gioco, un tormento tutte le notti, non si riusciva più a dormire. I ragazzi che ho conosciuto. Finché poi mamma e papà: pastore, aiutaci, non riusciamo più. Chiesa, preghiamo il Signore, che il Signore liberi questi ragazzi. Amen. Abbiamo pregato, gloria a Dio. E quello che leggete qui non è fantasia, io l'ho visto con i miei occhi. Già come ti avvicini per pregare, rabbia. Il nemico reagisce. Non vuole perdere quella persona che ha conquistato. Vorrebbe combattere in qualche modo, ma nulla può contro la preghiera dei figli di Dio. Amen. Nulla può. Alleluia. Questo padre dice: se tu puoi, aiutaci. Siamo veramente ridotti all'estremo, non so cosa fare. Se tu puoi, aiutaci. E Gesù risponde: se puoi. Ogni cosa è possibile per chi crede. Amen. 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 E ogni cosa è possibile per chi crede, vale anche per noi. Questa mattina tutto è possibile. Amen. Non c'è nulla di impossibile. Tutto è possibile per chi crede nel Signore.
E Gesù subito parla a quello spirito. Io te lo comando, esci fuori da questo ragazzo e non vi rientrare più. E lo spirito non ha potuto che ubbidire alla voce suprema dell'autorità più alta in assoluto, che è l'Iddio creatore di ogni cosa. Alla parola di Dio persino il diavolo si sottomette. Amen. Amen. Gloria al Signore. Ma voglio notare insieme a voi quello che quel padre poi con tutta semplicità confessa a Gesù. Signore, io credo. Però dice, vieni in aiuto alla mia incredulità. Io credo, ma aiutami nella mia incredulità. Sembra un controsenso, ma a volte anche come credenti siamo pieni di controsensi. Crediamo in Dio, ma non riusciamo a raggiungere l'obiettivo nella preghiera che ci prefiggiamo di raggiungere. È vero? E sai perché? Perché crediamo sì, però pur credendo rimaniamo sempre increduli. È vero? E allora possiamo dire in questa mattina, Signore, vieni in aiuto alla mia incredulità. Signore, opera lo stesso, io credo che tu sei il figlio di Dio. Forse non riesco a raggiungere quel livello che mi permette di vedere miracoli davanti a me, ma io so che tu puoi ogni cosa. Amen? E Gesù opera lo stesso, perché Lui è meravigliosamente buono. Amen? Alleluia! Il ragazzo fu libero, rimase come morto, perché era molto stanco. Perché nella possessione si cerca anche di risvegliare la coscienza della persona. Quando si prega, si cerca anche aiuto a quella persona. Abbiamo pregato per posseduti che non volevano essere liberati e rimanevano nella condizione di perduti e di possessione. Ma vuoi essere liberato? Aiutatemi, liberatemi. Gloria a Dio, sì. E allora si prega. E c'è una lotta anche interiore. E quel bambino era sfinito, quel ragazzo, perché era stanco, cadde come morto, ma Gesù sapeva che era stanco e lo sollevò. Poi la cosa che mi ha colpito di questo racconto è che i discepoli, non davanti a tutti, ma in privato, oh Gesù, ma perché noi non siamo riusciti? Forse si vergognavano di dirlo davanti a tutti, ma come i discepoli di Gesù. E Gesù dà un bellissimo insegnamento. Questa specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera. E non basta imporre le mani. Non basta essere discepolo di Gesù. Devi pregare il Signore. Amen. Ecco l'importanza della preghiera. Nella nostra vita la preghiera non deve mai mancare. Amen. Prega il Signore sempre, in ogni cosa, in ogni modo, in ogni difficoltà, in ogni combattimento. Prega il Signore. Prega e non ti stancare di pregare. È un insegnamento biblico. L'Apostolo Paolo dice: non cessate di pregare. Pregate in ogni tempo, in ogni luogo. Amen. Prega il Signore. In ogni luogo. Una volta da ragazzo eravamo nel consiglio di chiesa di Lentini, la chiesa mia di origine, e un fratello panettiere che lavorava la notte, mentre lavorava e sentiva camminare, sentiva urli, sentiva come se volessero spaventarlo, erano spiriti, no? E sto fratello non sapeva che fare.
se è fermo di lavorare, il pane non è pronto, devo pregare, chiese aiuto. Il mio pastore disse: vai tu e Luca a pregare lì. E ci andammo con altro fratello, andammo a pregare e quel luogo fu liberato. Poi ci domandai poi l'indomani: com'è finito? Pace, ho lavorato, guarda. E da quella volta ho imparato che quando entro in un luogo, dico sempre: Signore, libera. E che ne so chi c'è, chi non c'è, chi c'è stato. Amen. Facciamo della preghiera la nostra forza. Non trascuriamo la preghiera. I discepoli probabilmente neanche ci avevano pensato di pregare. Subito, se Gesù ci ha detto di imporre le mani, basta che imponiamo le mani. Quello spirito, neanche il solletico gli hanno fatto, perché non avevano pregato, perché chi agisce è la potenza di Dio. Amen. Non è l'autorità umana, è la potenza di Dio. Amen. E Dio ci dia grazia di amare la preghiera. Passiamo più tempo a pregare, preghiamo di più a casa nostra, per casa nostra, per la nostra famiglia. Ci saranno benedizioni per la nostra vita. Amen. Che il Signore manifesti la sua gloria nella nostra vita, come l'ha manifestata nella vita di quel padre e di quel ragazzo. A Dio sia la lode e la gloria. Vogliamo alzarci in piedi, chi può. Gloria al Signore. Gloria al Signore.